Il Bosco del Cansiglio è una delle zone in cui si stanno intensificando le ricerche per ritrovare Filippo e Giulia, ma soprattutto l'auto di Filippo, che gli elicotteri non sono riusciti a individuare, ma come vedete Bosco del Cansiglio significa anche luoghi impervi con alberi e arbusti a nascondere quello che c'è al di sotto. Tra Polcenigo e Caneva, quindi tra le province di Treviso e di Pordenone, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, nelle ultime ore si sono concentrate le ricerche. Tutto sarebbe legato al targa system, le telecamere posizionate all'ingresso e all'uscita di molti comuni che, interrogate sul numero di targa, indicano se l'auto corrispondente è transitata in quel luogo e da quanto trapela l'auto sarebbe effettivamente transitata, al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, tra le province di Treviso e Pordenone, più precisamente tra Caneve e Polcenigo, ai piedi del Bosco del Cansiglio, un luogo impervio con molte strade poco asfaltate, stradine sterrate che si arrampicano in mezzo al bosco, e lì nascondere un'auto tra alberi e arbusti non è difficile, e neanche renderla invisibile a chi guarda dall'alto, come è accaduto con l'elicottero regionale dei Vigili del Fuoco. Stradine, tra l'altro, lungo le quali noi stessi, che ci siamo spinti per alcuni chilometri verso il bosco, non abbiamo incontrato anima viva, né auto né persone a piedi, e le poche case presenti sono isolate. Nel corso della giornata poi è arrivata la notizia di un avvistamento dell'auto in movimento nell'Alto Bellunese, e allora le ricerche si sono concentrate anche lì e la corsa contro il tempo per ritrovare i due ragazzi continua.